Siamo alla situazione meteorologica, un treno di perturbazioni atlantiche sta ancora interessando il nord Italia e la situazione non cambierà nel corso della settimana nonostante qualche pausa asciutta e brevi periodi soleggiati e con il clima mite per il periodo. Sabato previsto ulteriore peggioramento con abbassamento delle temperature. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, poco nuvoloso al più velato su tutta la regione, mentre in serata probabili nuovi annuvolamenti a partire dal ponente. Venti forti da ovest, in particolare sul Levante ligure, moderati o tesi da nord tra Genovese e Savonese, in calo poi nel pomeriggio, mare molto mosso ma anche agitato al largo. Le temperature sono aumentate, le massime potranno anche andare oltre i 15 gradi. Per domani, giovedì 12 febbraio, i previsori della Limite si attendono una giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare intervallata da fugaci schiarite e non si possono nemmeno escludere locali rovesci sul Levante, in particolare sullo Spezzino. Venti forti fino a tempesta da ovest al largo, tramontana tesa tra Genova e Savona a partire dalle ore centrali. Ne consegue mare generalmente agitato con onda lunga di libeccio, stirato poi nel pomeriggio sul centro della regione. Temperature stazionarie con valori superiori alla media stagionale del periodo.